Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare e i giallorossi hanno centrato un obiettivo importantissimo, fondamentale per il proseguo della stagione. La rete di Battistella al 32esimo della ripresa fa esplodere il mercante. È il gol che timbra il passaggio ai quarti del Trofeo Veneto di prima categoria, quella coppa che, se conquistata, potrebbe significare passaggio di categoria garantito. I bassanesi lo sanno benissimo e anche se alle prese con problemi di squalifiche e infortuni, Mister Maino schiera in campo una formazione rimaneggiata nei nomi certo, ma non nella sostanza. Sotto di una rete, dopo il primo quarto d'ora, i giallorossi tirano fuori grinta e tecnica e recuperano un match tutt'altro che scontato. A pareggiare i conti, dopo l'ennesimo palo colpito da Battistella e un legno che per una volta salva i bassanesi, ci pensa Frangu che quasi allo scadere della prima frazione di gioco infila Peruzzi con una punizione perfetta dal limite. Nella ripresa il Bassano sale in cattedra, guadagna metri su metri fino al vantaggio firmato da Battistella che ritrova il gol dopo qualche turno di digiuno e porta il 1903 ai quarti di coppa che si disputeranno il prossimo 30 gennaio. Stasera non era facile, poi la partita si è messa male subito perché al primo calcio d'angolo abbiamo preso gol e poi però piano piano abbiamo iniziato a fare le nostre azioni, abbiamo trovato il gol e poi nel secondo tempo siamo riusciti a chiudere la partita. Dopo domenica non era semplice fare una prestazione del genere e sono molto felice per me, per i compagni, per tutto il lavoro che facciamo e anche per tutti i tifosi. Dobbiamo essere più costanti, non possiamo fare prestazioni come Badoara e prestazioni come Campetra. Stiamo crescendo, dobbiamo crescere e sicuramente avremo delle grandi soddisfazioni quest'anno, sono sicuro. La squadra ha dimostrato di saper tirare fuori la grinta quando serve. Peccato per la battuta d'arresto in campionato, ma siamo sicuri che i giallorossi già dalla prossima partita torneranno a farsi valere sul rettangolo di gioco.